Lentamente Venezia riparte e per farlo deve essere garantita la massima sicurezza per lo svolgimento degli eventi in programma, dalla Biennale al Salone Nautico fino al G20 a luglio. La macchina è già operativa, come ha evidenziato il questore di Venezia a margine della presentazione della Situation Room nella sede di CAV, la torre di controllo per monitorare il Giro d'Italia. Stiamo lavorando a questi magnifici tavoli in cui siamo tutti coordinati per assicurare serenità nello svolgimento di tutte queste iniziative e quindi è un lavoro che ci fa particolarmente piacere fare perché la testimonianza diretta è che la ripartenza non è solo una frase ma è un fatto concreto in una città come Venezia che per la sua esposizione turistica ha maggiormente sofferto di quello che è stato questo lunghissimo lockdown. Mascio Pinto invita alla cautela nel diffondere notizie che potrebbero creare inutili allarmismi, soprattutto in occasione del G20. Sarà un'occasione importantissima per la città in cui arriveranno i ministri dell'economia, quindi vediamo questa occasione come un'occasione molto positiva per la città e non cominciamo a drammatizzare con idee di chiusure. Noi naturalmente gestiremo la sicurezza, come io credo faranno con maturità anche quelli a cui garantiremo il diritto di manifestare. Tutti devono fare la loro parte, anche i manifestanti dovranno farlo sicuramente con civiltà, rispettando una città come Venezia che racconta oltre quest'anno 1600 anni di storia e quindi abbiamo tutti come italiani interesse a tutelare la nostra storia, a tutelare questi contesti. Ciascuno metterà le sue perché questa ripartenza sia anche un fatto sociale positivo che riporti anche il sentimento della gioia nelle persone, che è un sentimento che manca da troppo tempo e ciascuno si deve fare carico anche di queste cose. Il questore non esclude che potrebbe avvalersi della Situation Room per l'occasione. Sicuramente nella sinergia che stiamo mettendo in campo per la sicurezza del territorio, anche a CAV chiederemo il suo contributo, come lo chiederemo ad ANAS